Prima giornata del rendezvous, del 10° rendezvous alle Terme Ugane con le mitiche rosse. Siamo in compagnia di 3 amici ferraristi. Com'è andata oggi? Ciao, mi chiamo Nazareno Lattanzi. Oggi è stato il primo giorno del 7° raduno, il mio perlomeno, al Grand Hotel. È stata la prima giornata sui Colli Ugani, è stata una giornata stupenda perché le colline sono veramente stupende, piene di vigneti, un relax particolare. Assieme alle rosse abbiamo fatto il giro dei Colli Ugani, terminando alla... Possiamo vederne una qua di rossa, che modello qua. è questo? Questo è il modello 430 Scuderia. Sì. Stavo dicendo, abbiamo terminato la giornata, la serata da Ballotta, al ristorante alla Ballotta, con un drink. Stupendo, stupendo il ristorante, stupendo l'albergo e stupendo anche il nostro amico Adriano, ovviamente. Per questo è il 7° anno che io vengo, sto coinvolgendo anche degli altri amici. E i giovani cosa dicono? I giovani devo dire che sono decisamente soddisfatti. Oggi è stato il primo giorno, lui ha abbinato la prima esperienza come giovane delle terme assieme alle rosse, no? È reduce da Monza perché ieri si andava a fare col padre una giornata intensa. Il gusto è guidare Ferrari, quindi poi in qualsiasi situazione che si guidano il piacere è quello. La strada permetteva, quindi era una strada molto tortuosa, ci siamo divertiti e speriamo di rifarlo presto. Ecco, e l'impressione di un giovane, quanti anni hai? 20. 20 anni, come ti trovi qua a Montegrotto Terme? Qui comunque è tutto molto bello, l'hotel è veramente comunque spettacolare, anche il paesaggio è stato veramente emozionante, poi insieme comunque alle rosse che danno il giusto tocco di bellezza. Ecco, il programma per i prossimi giorni cosa riserva? Ma lui ci fa sempre delle sorprese, che al mattino vediamo la lavagna, ci dice oggi si fa questo. A volte c'è un po' di disappunto perché intorno alle 15, 15:30 stando a bordo piscina uno preferisce stare a fare un po' di relax, poi dopo ci coinvolge nei suoi giri sempre molto positivi, per cui sistematicamente mettiamo in moto e si va con Adriano a fare l'ennesimo tour e magari domani probabilmente o dopo andremo in quelle di Venezia o a Padova o altre cose che ci inventerà lì per lì, ma devo dire sempre molto piacere o Adria a girare in pista, perché ovviamente sai, pensiero recondito che ci abbiamo sempre, con qualche rossa ci vuole sempre, insomma. Con Adriano devo dire ci organizza una settimana decisamente molto positiva. Ma abbiamo anche un pilota però, sbaglio? Sì. Vabbè, pilota professionista, lui Renato Di Amato. Dilettante, E ogni lui tanto faccio qualche gara anche con mio figlio che ci divertiamo e ci divertiamo. Divertimento, quindi... Io molto più modestamente, sì, anch'io vado a fare qualche giro in pista, no? Però ovviamente vado a farmi insegnare qualcosa da loro. Grazie.